Salve a tutti, sono il dottor Placentino Filippo, sono un cardiologo che si occupa in particolar modo del trattamento delle aritmie cardiache e dell'impianto dei pacemaker e defibrillatori. Oggi vorrei parlarvi di un'aritmia che si chiama flutter atriale in Italia o flutter nei paesi anglofoni. Trovate altri video simili a questi, dove tratto argomenti di cardiologia e aritmologia, sui miei profili social YouTube, Facebook e Instagram. Ma ora veniamo al flutter atriale. Si tratta di un'aritmia sopraventricolare, quindi della parte alta del cuore, che solitamente è molto rapida ed è regolare, cioè ad intervalli regolari batte molto velocemente il cuore. È sostenuto da un circuito di rientro, che sarebbe un macro rientro, la maggior parte delle volte in atrio destro, e adesso lo andremo a vedere schematicamente per farci un'idea più chiara. Il flutter atriale è un'aritmia che viene molto spesso accomunata alla fibrillazione atriale, tanto che si dice che sono cugini. In effetti molto spesso al flutter atriale è associata la fibrillazione atriale o alla fibrillazione atriale è associato il flutter atriale. Si tratta tuttavia di aritmie differenti, perché il flutter atriale di solito è un'aritmia regolare, cioè batte a intervalli regolari, mentre la fibrillazione atriale è un'aritmia irregolare, cioè batte con intervalli irregolari. La sintomatologia del flutter atriale è quella tipica di tutte le aritmie, dunque molto spesso è difficile andare a distinguere l'aritmia soltanto dalla sintomatologia. I sintomi principali sono il cardiopalmo, cioè la palpitazione, il cuore che batte in maniera più veloce, l'affanno, soprattutto sotto sforzo, la mancanza di fiato, e infine un sintomo che ci può essere ed è anche da tenere per bene sotto controllo è lo svenimento, cioè la perdita di coscienza. La diagnosi del flutter atriale si basa, come per tutte le aritmie, sull'elettrocardiogramma, che è uno strumento indispensabile. Esiste l'elettrocardiogramma a riposo, quello semplice, che deve essere fatto nel momento in cui c'è l'aritmia per poterla trovare. Esistono anche gli Holter ECG di 24-48 ore, una settimana e anche più, come esistono dei dispositivi che si inseriscono sottocute per il monitoraggio prolungato del ritmo cardiaco, che si chiamano loop recorder, di cui ho parlato in un altro video. Il flutter atriale si divide in tipico e atipico, quello tipico a sua volta in comune e non comune. Oggi, per esigenze di tempo e di complessità, tratteremo soltanto il flutter più comune, che è quello tipico. Andiamo a vedere l'anatomia della parte destra del cuore. Iniziamo dalla vena cava inferiore, che è una vena molto grande che giunge in atrio destro. Dall'atrio destro, attraverso la valvola tricuspide, si può passare in ventricolo destro. Il flutter atriale tipico è un circuito di macro rientro che coinvolge la maggior parte dell'atrio destro e può essere schematizzato in questo disegno con queste frecce gialle. Il trattamento del flutter atriale si basa, come per la fibrillazione atriale, su due principi. Il primo è quello dell'anticoagulazione. L'utilizzo di farmaci anticoagulanti è necessario in chi ha un rischio ischemico, cioè di ictus, rischio di ictus cerebrale molto alto. In questi casi va trattato con l'anticoagulante e questo è il primo pilastro. Il secondo è la gestione dei sintomi. Questa può essere fatta con un trattamento farmacologico, di solito si utilizzano farmaci beta bloccanti o calciantagonisti fino ad arrivare in alcuni casi anche agli antiaritmici, e l'altro è il trattamento ablativo, cioè con l'ablazione transcatetere. L'ablazione transcatetere è un intervento mini-invasivo che viene fatto in anestesia locale, senza tagli, né sul torace né a livello delle gambe. Vengono presi degli accessi venosi, cioè delle vene a livello inguinale, di solito sia l'inguine destro che sinistro, e con dei cateterini si arriva fino al cuore per applicare le bruciature e interrompere il circuito del flutter atriale. Ora torniamo al nostro schema per vedere come viene eseguito l'intervento di ablazione del flutter atriale tipico. Immaginiamo che il nostro catetere sia questa freccia rossa che dalla vena cava inferiore raggiunge l'atrio destro e si posiziona tra la vena cava inferiore e la tricuspide, quindi dove passa il nostro circuito di macro rientro.
Questa zona anatomica viene definita istmo cavo-tricuspidalico ed è un punto critico, un punto di passaggio dove è più semplice applicare la bruciatura in modo da interrompere tutto il circuito di rientro e quindi interrompere il fluttere atriale. L'ablazione del fluttere atriale gode per fortuna di un successo molto alto. Le percentuali di successo sono superiori al 95%. Questa cosa, insieme al basso rischio procedurale, ci può far pensare, anche da linea guida è indicato pensare all'ablazione già dal primo episodio dei primi episodi che si hanno. Dunque, ricapitolando, il fluttere atriale è un'aritmia sopraventricolare che è sostenuta da un macro rientro che coinvolge la gran parte dell'atrio destro. Le opzioni terapeutiche sono, oltre all'utilizzo dell'anticoagulante, laddove necessario per il rischio ischemico, dell'utilizzo di beta-bloccanti antiaritmici oppure dell'ablazione transcatetere grazie all'esistenza di un istmo cavo-tricuspidalico, cioè un punto critico, che può essere aggredito in maniera relativamente semplice con l'ablazione. Ovviamente sarà il vostro cardiologo o aritmologo di fiducia che valuterà la strategia più opportuna nel vostro caso. Se vi è piaciuto questo video mettete mi piace e condividetelo. Seguitemi sulle mie pagine social di Facebook, Instagram e YouTube, Dottor Placentino Filippo, cardiologo e aritmologo, dove metto dei video informativi e divulgativi come questo. Grazie e buona giornata.